Tromba d'aria che ha devastato il Comelico e il Cadore, tetti scoperchiati, alberi abbattuti, famiglie evacuate, firmato dal presidente del Veneto Zaia, lo stato di emergenza, intanto dichiarata una nuova allerta meteo fino a domattina. Tragedia sfiorata questa mattina a Casella d'Asolo, un grosso albero a causa del maltempo è caduto su un'auto in transito, miracolato un 45enne del posto, per lui solo ferite lievi. Dramma a pochi passi dalla stazione di Padova, bambino di 5 anni investito dall'auto di un medico mentre si trovava con la mamma, il piccolo è ricoverato in gravi condizioni. Triplice aggressione in centro a Mestre con coltello e mazza da baseball, 3 i feriti, lotta per la vita, un 42enne ferito da un connazionale per la spartizione dello spaccio in città. Pugni e calci alle auto e vetrine sfondate a Ponte della Priula, dove la scorsa notte un giovane è dato in escandescenza dopo il rifiuto dei gestori di un bar di servirgli altro alcol. Emergenza abitativa a Vicenza, strutture di accoglienza comunali al collasso, ma in molti hanno un lavoro fisso. L'appello dell'amministrazione ai privati per reperire ulteriori alloggi. Impazza sul web un filmato di una coppia padovana, migliaia di visualizzazioni per il video Dove Veto muore, un'espressione che è già diventata un tormentone estivo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Ancora in primo piano la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sull'Alto Bellunese, l'immagine degli alberi schiantati come birilli, case scoperchiate negli occhi di residenti e turisti, ancora incredulità e paura, ingenti i danni in Cadore come nel Comelico, in particolare nella zona di Campolongo. Il presidente Zaia in mattinata ha firmato lo stato di emergenza regionale. Ho tanta paura, è andata così. Dov'era quando si è scatenato il finimondo? Io ero in camper mio e ci siamo aggrappati al tendalino perché stava volando via. Guarda la sua auto sconsolata e piange questa turista di Mestre che ieri pomeriggio ha vissuto momenti di puro terrore a Campolongo di Santo Stefano di Cadore. Una bufera di vento con raffiche oltre 140 km/h si è incanalata nella valle attraversata dal Piave e ha scoperchiato case, schiantato gli alberi, caduti uno dopo l'altro come birilli. Se non è una seconda vaia poco ci manca. Queste le condizioni che abbiamo trovato, questa è la situazione che abbiamo trovato questa mattina all'esterno del camping Comelico, dove ci sono le macchine operatrici che stanno lavorando. Guardate la distruzione delle auto sepolte dagli schianti degli alberi. Tutto attorno a noi c'è una immagine che emotivamente ancora richiama i drammatici eventi di 4 anni fa. È una cosa impressionante che in mezz'ora possa essere successo questo. Io ieri ero nel bosco, fortunatamente nell'altro versante mi è andata bene, ecco, dico mi è andata bene, quindi fa paura pensare che da piccoli venivamo qua a giocare, insomma, chi mai pensava una cosa del genere? Comunque una mini vaia, ecco. Una decina le case scoperchiate nella frazione di Campolongo, dove si sono subito concentrati i soccorsi. Oltre 100 interventi complessivamente avete eseguito durante queste ore. Qui che cosa c'è in particolare? Qui in particolare c'è una situazione un po' difficoltosa, in quanto è stato tolto il manto di copertura di questa abitazione e ha coinvolto 2 camini molto pesanti che sono stati avvolti all'interno. I vigili del fuoco in massa sono stati mobilitati, effettivi e volontari da tutta la provincia, con ogni mezzo a disposizione e con l'aiuto dei colleghi di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Oltre a Santo Stefano ci sono state coinvolte anche la zona di Falcade, Taibon e Caviola e Caprile. Qui in zona più coinvolta appunto è la zona di Campolongo e la zona di Santo Stefano. Igor Casanova, storico gestore del camping Comelico, che da anni è il rifugio dei turisti provenienti da ogni provincia del Veneto, oltre che dal resto d'Italia e dall'estero, spalanca le braccia e guarda il cielo che pure questa mattina improvvisamente si è incupito. La situazione fuori era impressionante. Fortunatamente non è successo niente. Però adesso comincia a tuonare. Adesso comincia a tuonare, c'è ancora qualche pianta pericolosa, stanno intervenendo i pompieri, speriamo velocemente, per mettere il tutto in sicurezza. Vorrei ringraziare i miei ospiti, i miei vicini, perché ci hanno aiutato. In 2 ore abbiamo liberato tutto. Sono veramente un grazie di cuore.
Ed il maltempo si è ripresentato a mezzogiorno di oggi, ancora vento, pioggia e grandine, con ulteriori disagi in Comelico. La presidente degli industriali bellunesi ha ringraziato tutti gli operatori dell'emergenza che si stanno prodigando per portare soccorso. Ora afferma in una nota: si applichi il modello VAI ed occupiamoci di cambiamento climatico ad ogni livello. Il parco giochi di Pian delle Risce a Rocca Pietore, appena rimesso a nuovo, distrutto dagli schianti che ieri hanno interessato l'Alto Agordino. Da Rocca Pietore un reportage video realizzato questa mattina dal sindaco Andrea De Bernardin. Un po' qua un po' là ha fatto chiaramente dei danni che non sono paragonabili a Vaia, ma in un momento in cui il territorio si sta risistemando, queste continue cose minori non ci aiutano. Agordino, Cadore, Comelico e Ampezzo, senza scordare la zona di Auronzo Misurina. Una nuova allerta gialla per criticità idrogeologica su tutto il territorio veneto è stata emessa alle 15 di oggi fino alle 10 di domani. Danni alle aziende agricole sono stati segnalati dalla presidente di Coldiretti Belluno. In alcune zone della nostra provincia ancora questa mattina mancava l'energia elettrica, proprio perché magari sono caduti anche degli alberi sulle linee dell'energia elettrica, e speriamo che il gestore riesca quanto prima a ripristinare la corrente, in modo che le nostre aziende possano tornare a fare quelle che sono le proprie attività quotidiane. Una serie di controlli sono stati attivati dal settore difesa del suolo dell'amministrazione provinciale. Non sono stati registrati nuovi dissesti o aggravamento di situazioni note come quella della frana di Cancia a Borca di Cadore. L'unico piccolo dissesto è stato segnalato nella valle di San Lucano a Taibona Gordino. Purtroppo ancora una volta la montagna ha dovuto fare i conti con un evento meteo che si è rivelato violento e distruttivo. Le parole del presidente della provincia Roberto Padrin: per la conta dei danni è ancora presto, ma si presumono assai ingenti. E tragedia sfiorata questa mattina nel Trevigiano, a Casella d'Asolo, dove una quercia secolare è piombata su un'auto in transito. Miracolato il conducente. È rimasto incastrato nell'auto travolto da una grossa quercia secolare caduta all'improvviso. La macchina stava transitando lungo questa via quando l'albero è crollato, distruggendo la recinzione della proprietà privata e finendo in mezzo alla strada. L'automobilista, 45 anni, residente a pochi chilometri dal luogo dell'incidente, intrappolato nella vettura, è stato liberato dai vigili del fuoco. Portato con l'ambulanza all'ospedale, l'uomo è stato medicato e dimesso. Fortunatamente non ha subito grosse conseguenze. Un vero miracolo, visto l'auto rimasta sotto i grossi rami dell'albero. A provocare la caduta della quercia l'improvviso maltempo che si è abbattuto nella zona. Ieri sera probabilmente l'ondata d'urto, il forte vento ha lesionato, lo ha incrinato, e questa mattina improvvisamente, per una piccola brezza perché non c'era vento, è caduto. Raffiche di vento ed una grandinata che ha provocato danni anche all'agricoltura, chicchi grossi come palline da golf. Fortunatamente, ha spiegato il vice sindaco, la tempesta è durata poco tempo. Cambiamenti climatici che sono ormai all'ordine del giorno. Questo fa pensare anche per le amministrazioni e noi faremo anche un intervento presso i parchi pubblici di un monitoraggio delle piante con gli agronomi, con dei forestali, per vedere anche lo stato di salute delle piante, per prevenire eventualmente questi possibili danni, almeno sui luoghi pubblici, insomma. Nelle prossime ore purtroppo è previsto ancora maltempo. Si spera, ci dice il vice sindaco, che non ci siano tempeste con l'intensità di quella appena avvenuta. E una nuova allerta gialla è stata emessa dal centro funzionale decentrato della regione per criticità idrogeologica e forti temporali su tutto il territorio del Veneto dal pomeriggio di oggi fino alle 10 di domani mattina. Giovedì 20 luglio una violenta grandinata è in corso nell'area di Pederoba, di Onigo di Pederoba in particolare. Vedete, questo è uno dei chicchi che sono caduti appunto poco fa in quell'area, un diametro di 5 centimetri per un chicco di grandine davvero enorme. I danni ovviamente alle colture sono consistenti. Le previsioni meteo dal pomeriggio di oggi fino alle prime ore appunto di domani prevedono una nuova fase di instabilità che favorirà lo sviluppo di fenomeni convettivi con probabili rovesci
e temporali sparsi, dapprima sulle zone montane e pedemontane e poi dalla serata anche su parte della pianura, specie quella centro-orientale della nostra regione. Saranno quindi possibili ulteriori temporali localmente intensi con forti rovesci, grandinate e forti raffiche di vento. La cronaca ora ci porta a Padova con la notizia di un grave incidente stradale che si è verificato a Padova in via Cairoli, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto condotta da un medico padovano, il dottor Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, all'altezza dell'incrocio con via Bixio. Il piccolo è stato subito portato in ospedale e le sue condizioni sono gravi. Sul posto la polizia locale per i rilievi, l'autista, la guida della macchina che lo ha investito, un medico quindi lo dicevamo, si è fermato e ha cercato di prestare soccorso per primo al bimbo allertando il SUEM 118. Il piccolo era insieme alla mamma che si trovava poco lontano da lui. Al momento dell'impatto stava correndo. Visto l'urto e la giovane età del bimbo, le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Triplice aggressione in centro a Mestre con coltello e mazza da baseball, 3 i feriti, lotta per la vita in prognosi riservata, un 42enne ferito da un connazionale per la spartizione dello spaccio in città. Dopo l'accoltellamento, ecco il senegalese 38enne interamente coperto di sangue che tenta la fuga ma arranca. A malapena si regge in piedi. Siamo all'inizio di Via Olivi, cioè a 2 passi da Piazza Barche a Mestre. Il fatto tra gli sguardi carichi di terrore e panico di cittadini, passanti, commercianti e avventori dei locali seduti ai tavolini. Quando ieri abbiamo visto l'aggressione sembrava una cosa surreale. L'accoltellamento nel corso del passeggio di Mestre ieri nel primo pomeriggio durante una duplice rissa tra nordafricani per spartirsi la zona dello spaccio proprio qui in centro città. È qui che il 38enne senegalese, dopo aver perso i sensi, verrà soccorso grazie alle chiamate al 118 della gente sotto shock. Se la caverà con un mese di prognosi e un trauma addominale. È andata peggio il suo connazionale 42enne, da lui accoltellato all'addome da parte a parte, squartandogli la pancia sotto la Galleria Romana che ora sta lottando per la vita all'Angelo di Mestre. Un piccolo dettaglio: entrambi non risiedono in città, bensì a Brescia il 42enne grave in prognosi riservata e a Vicenza il suo aggressore 38enne che camminava sanguinante tra la gente. Poco più tardi alle 18 la terza aggressione, sempre a 2 passi da qui in via Allegri, quando il titolare del bar Zax ha colpito in faccia con una mazza da baseball un afghano che, dice il primo, gli stava molestando da tempo figlia e moglie. Lui ha portato bastone, io ho preso bastone da lui. Ah, tu l'hai preso da lui? Sì, lui è arrivato qua, disturbava mia figlia, lui dico, anche medico disturbava, dammi il numero, disturbavo, 2 volte è arrivato, io dipendere moglie, basta. Doveva dipendere moglie, è litigato con me, basta. Lui è scappato, dopo è andato lì, è arrivata l'ambulanza. E sempre a Mestre denunciata ai nostri microfoni un'altra aggressione ai danni di un commerciante con il figlio neonato tra i testimoni delle aggressioni di ieri. Anche Prince Oulader, la sua proposta in materia di sicurezza. Lei cosa ha pensato quando ha visto con i suoi occhi che cosa stava accadendo proprio di fronte alla sua attività? Certo, io non ci credevo che in centro, nel cuore di Mestre, potevano fare delle cose del genere, nel senso uno si sa comunque nelle grandi città ci sono un po' di delinquenza eccetera, però così? Spudorati in modo così brutale mi sembra veramente eccessivo. Prince Oulader, portavoce della comunità bengalese di Mestre, nonché commerciante, è stato tra i primi a denunciare le aggressioni, chiamando le forze dell'ordine. E sempre in centro a Mestre, un altro commerciante denuncia, filmato alla mano, di essere stato aggredito pochi giorni fa nel suo negozio di Piazzetta 22 marzo con lo spray al peperoncino da una coppia di ragazzini di appena 18 anni. L'aggressione perché, in assenza dei documenti dei 2 amici di origine tunisina, si era rifiutato di fare la ricarica del credito dei telefonini.
Nel video, evidenziato con il cerchietto rosso, quando il 18enne con la maglia nera spruzza per ben 3 volte lo spray urticante. In quel momento, racconta il titolare in negozio con i clienti, c'era pure la mia famiglia con il bimbo appena nato. L'hanno spruzzato davanti al banco. Dopo lui, che fa il lavoro dentro, lui non visto. Se avanti c'è 2 clienti, loro da C'erano visto. i clienti C'è che altri clienti. avevano gli occhi che cominciavano Sì. a lacrimare? Sì. Ed è sempre Prince Aulader, in qualità di presidente dell'Associazione Giovani per l'Umanità, ad avanzare la sua proposta in materia di sicurezza. Secondo me comunque ci vogliono anche delle persone che girino anche in borghese, che tutelino questo posto, perché la gente... Ecco, questa è una proposta che lei avanzerà con la sua associazione? Certo, io proverò, però il discorso, sono scesi 7.000 persone, 80 associazioni di commercianti e associazioni di tutte le categorie, e non abbiamo visto nessuna risposta. Questa è la cosa che sono rimasto veramente deluso. Dico, se sono scesi 7.000 persone, le istituzioni potevano chiamare alcuni rappresentanti di queste associazioni e di sentire la loro voce. È stata chiamata qualcuno? No. Tra rabbia, sconforto e amarezza, l'auspicio ora ci sia a breve un intervento duro e repressivo di prefetture e istituzioni, dice. E capisca, senta la voce, senta il dolore delle persone e cercano di intervenire. Pugni e calci alle auto, vetrine sfondate a Ponte della Priuna nel Trevigiano, dove la scorsa notte un ragazzo ha dato in escandescenza dopo il rifiuto dei gestori di un bar di servirgli ancora alcolici. Sentiamo. Guarda come faccio! Chiama quello che volete, chiama! Sono ancora scossi la titolare del bar al Quadrivio di Ponte della Priula e il suo collaboratore. Attimi di paura dati dalla rabbia incontrollata di un giovane che al rifiuto di servirgli da bere ha dato in escandescenza. Entra sto tipo, vuole da bere, lo vediamo un po' alticcio, però lui dice no, io non ti posso dare da bere, io anche ho detto non dategli da bere, quando si vede queste cose non si dà da bere, perché appunto andiamo incontro a cose sgradevoli poi, c'è anche il fatto che magari escono fuori, fanno danni, queste cose, cioè ci premoniamo prima. Era circa mezzanotte quando il ragazzo è entrato nel bar visibilmente alterato. Al rifiuto dei gestori di servirgli dell'altro alcol, il giovane, un 28enne di origini marocchine regolarmente residente in Italia, è uscito dal locale e con rabbia ha afferrato i resti dei vasi di cemento distrutti a causa di un incidente avvenuto sabato notte. Un impatto che ha divelto tavolini e rotto i vasi che delimitavano la strada e il parcheggio del plateatico del bar. Ho cominciato a sbatterle, a lanciare cose inverosimili sulle finestre, poi si vedono comunque detriti che sono anche pesanti, e da lì poi i tavoli, vabbè che i tavoli erano già rotti dall'incidente, ma ha preso proprio i pezzi e li ha scagliati contro le vetrate. Ha tentato anche di aggredire persone? A persone, poi si è messo davanti a un camion e da lì l'ha fermato e ha cominciato a minacciare anche lì, poi dopo ha preso macchine, ha dato botte alle macchine, cioè ha dato colpi alle macchine. Rabbia che si è scagliata anche contro le macchine che passavano davanti al bar. Il 28enne è arrivato a stendersi sulla strada, fermando il traffico. In quel momento là urlava e minacciava e faceva e tutto. Adesso io spero che la sua rabbia gli sia passata, però restano i conti da pagare. Un gesto che ha allarmato i passanti, che hanno subito chiamato i carabinieri per tentare di fermare il prima possibile l'azione sconsiderata del ragazzo. Portato al pronto soccorso di Conegliano per degli accertamenti, il 28enne è stato querelato dal gestore del bar. Si stimano danni per circa 4.000 euro. Il sentimento di odio non c'è, ma devo tutelarmi. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Continuano le indagini sulla sparatoria di venerdì alla Sacra Famiglia a Padova. Nulla verrà tralasciato, l'indagine è accurata e dopo aver ordinato un attacco sul corpo di Aghi Collacul, 55enne stalker ucciso venerdì alla Sacra Famiglia dopo che aveva investito un carabiniere, si attende l'autopsia e l'esame tossicologico. La procura ha disposto una perizia balistica ma anche una consulenza dinamica delle 2 auto coinvolte nel pomeriggio di follia esploso in vicolo Castelfidardo a Padova. La Skoda blu, guidata dall'albanese che ha ingranato la marcia e ha schiacciato il carabiniere in piedi mentre redigeva il verbale contro la
la sua auto di servizio parcheggiata davanti al furgoncino Skoda. I 2 mezzi danneggiati sono stati subito rimossi dopo i rilievi di venerdì e posti sotto sequestro, così come è stato sequestrato il coltello che brandiva il 55enne dopo essere sceso dalla macchina contro il carabiniere ferito e la pistola del militare che invece ha sparato per salvare il collega. 4 i bossoli repertati, 2 di questi hanno colpito con l'ACU ferendo la morte all'addome e alla gamba. La procura indaga per eccesso colposo di legittima difesa. Nel passato di Collacu una condanna per maltrattamenti, un divieto di avvicinamento alla moglie e un ammonimento del questore emesso del 2021, che però non l'ha fermato dal tornare a tormentare l'ex compagna anche venerdì scorso. In queste ore si attende l'esito dell'autopsia eseguita ieri alla presenza di un perito di parte nominato dall'avvocato che difende il carabiniere che ha sparato e da un medico legale nominato invece dai fratelli del 55enne albanese che hanno chiesto di poter riavere la salma del congiunto per poter celebrare i funerali in Albania. Emergenza abitativa nel Vicentino, strutture di accoglienza comunali al collasso, ma in molti hanno un lavoro fisso. L'appello dell'amministrazione ai privati per reperire nuovi alloggi. Emergenza casa, vulnerabilità economica, redditi insufficienti per far fronte ai costi di un'abitazione, carenza di alloggi disponibili, disagio determinato dalla difficoltà di accedere alla residenza vissuto da un numero crescente di persone, dramma che non colpisce solo i grandi centri. A Vicenza, nelle strutture di accoglienza, ci sono 194 persone assistite dai servizi sociali del comune, accolte tra l'albergo cittadino, le strutture per l'accoglienza notturna e il co-housing. La metà sono minori, anziani e chi per fragilità non può esercitare una professione, mentre dell'altra metà il 60% risulta occupato, molti con un lavoro a tempo indeterminato, reddito che gli consentirebbe di avere un'abitazione. Il nostro problema principale è appunto che avendo i nostri servizi di accoglienza al collasso non abbiamo più delle disponibilità di posti letto in realtà per le persone che in effetti poi di fatto avranno bisogno o hanno bisogno. L'appello dell'amministrazione per poter recuperare posti e liberare spazio nelle strutture di accoglienza per chi ha più bisogno è rivolto ai privati che hanno disponibilità ad affittare, con l'obiettivo di pubblicare un elenco sul sito comunale e agevolare l'incontro tra le due esigenze. L'appello forte che facciamo ai vicentini che hanno a disposizione case, strutture che potrebbero affittare queste case è di metterle a disposizione, di segnalarcelo. Nei prossimi giorni faremo un avviso in cui tutti i vicentini potranno trovare sul sito del comune le modalità per dirci abbiamo una casa, abbiamo un appartamento, lo mettiamo a disposizione. Non è beneficenza, nel senso che sono case che verrebbero regolarmente affittate a persone e su questo chiediamo davvero un aiuto ai cittadini. Appello lanciato su due fronti distinti, perché la Giunta ha disposto di procedere ad un avviso pubblico per la ricerca di ulteriori alloggi in locazione a carico del Comune da destinare a nuclei familiari in situazione di disagio abitativo e far scorrere così la graduatoria degli attuali 70 nuclei. L'altro fronte è quello del disagio abitativo. Oggi abbiamo stanziato 70.000 euro per affittare direttamente degli appartamenti come comune per dare risposte a chi viene sfrattato. Sono 70.000 euro, dopodiché gli appartamenti verranno affittati dal Comune di Vicenza con un contratto canone concordato di 3 anni più 2, sono persone che poi verranno seguite dalla struttura dei servizi sociali e quindi stiamo parlando ovviamente di temporanei utilizzi. Altro capitolo ancora, quello dell'edilizia residenziale pubblica, per cui ad oggi risultano in lista d'attesa 731 domande. Impazza sul web il video di una coppia padovana, migliaia di visualizzazioni per il filmato Dove Veto More, un'espressione che è già diventata un tormentone. Che traffico c'è? Oh, c'è Dove Veto! Dove Veto, more! In pochi giorni è diventato il tormentone estivo, quasi più di un ritornello delle hit più passate nelle radio. Dove Veto More è il fenomeno web tutto padovano di quest'estate 2023. Il video ormai spopola sul web con migliaia e migliaia di visualizzazioni. Protagonisti, una coppia di Abano Terme, Jessica e Daniele. È proprio Daniele ad urlare Dove Veto More alla moglie che rotola giù dal pendio in mezzo ai rovi e ai pungitopo. Ma perché devi mettere i suoi piedi dalla parte del monte? Mettete solo la parte, è più semplice, no?
La coppia lo scorso 2 luglio stava facendo un giro in bici sui colli a Rovolon. Jessica, 29 anni, mette il piede dalla parte sbagliata e rotola sotto gli occhi del marito. Va bene. Sì, sei fortunato di non aver battuto su un albero? Tra improperi e preoccupazione, Daniele tenta di recuperarla giù dal pendio. No, stai fermala. E che non ti gira la testa, te lo fino adesso? Il video registrato dalla GoPro sul casco di Daniele viene condiviso dalla coppia via WhatsApp con gli amici, ma poi finisce in rete. In pochi giorni visualizzazioni, commenti, molte volte anche dei toni volgari, ma soprattutto tante condivisioni, tanto che Daniele e Jessica hanno aperto una pagina Instagram e Facebook chiamata, manco a dirlo, Dov'è, amore? E prima di salutarci e di lasciarvi alle nostre previsioni del tempo, vi ricordo la nuova allerta meteo che è stata emessa dalla Protezione Civile fino a domani mattina. Allerta gialla, sono già in corso forti temporali che stanno interessando in questo periodo la provincia di Treviso. In questo momento vengono segnalati forti temporali e soprattutto violente grandinate. Ecco, vi facciamo vedere dal PC queste le immagini di questi chicchi. Abbiamo visto ci arrivano dall'area pedemontana trevigiana, questi a Cornuda, poi a Onigo di Pederobba. In questo momento è in corso anche una violenta grandinata a San Biagio di Callalta, dove appunto ci sono i nostri studi. Le previsioni meteo parlano appunto di violenti temporali, dapprima sulle zone montane e pedemontane, poi in rapida diffusione su tutta la pianura veneta, specie nelle aree orientali. Naturalmente torneremo nel corso dei nostri telegiornali ad aggiornarvi su questa nuova ondata di maltempo con collegamenti con i nostri inviati. Grazie intanto per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano inizia a indebolirsi, concedendo una temporanea tregua da qui al weekend. A seguire il caldo tornerà presto a farsi più intenso. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al mattino avremo molte nubi, dalle ore centrali tendenza ad aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con probabili locali rovesci sparsi. Non si escludono temporali di forte intensità con grandine, raffiche di vento e forti rovesci. Altrove maggiori spazi di sereno. Temperature in lieve calo, minime tra 18 e 24 gradi, massime tra 30 e 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà più stabile nelle ore centrali con ampie schiarite. Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi su zone montane e costiere. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ma ancora con temporali anche intensi, più probabili dal pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 32-33 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.